Andrea Cirino, il suo parere su questo dibattito per l'inserimento o meno della tassa di stazionamento dei pullman dei turisti che arrivano qui ad Agrigento? Ma guardi, ormai con il federalismo fiscale i comuni si devono finanziare da sé, non è possibile che noi aumentiamo sempre le tasse ai nostri concittadini, l'IMU, la spazzatura, la Tasi, la Tari, somme che chiaramente vanno nelle casse del Comune di Agrigento ma che vengono pagate dai nostri concittadini. Oggi si deve cambiare indirizzo, dobbiamo inventarci nuove soluzioni per far introitare nelle casse del Comune di Agrigento delle somme che non vanno a intaccare, diciamo, le tasche degli agrigentini. Questa è una tassa che pagano soltanto i turisti che arrivano con i pullman ad Agrigento, che arrivano con il sacchetto pieno di spesa e quindi lasciano soltanto la spazzatura. Oggi pagheranno 90 euro ogni pullman che arriva ad Agrigento, quindi saranno i visitatori, i turisti che pagheranno, e il comune introiterà circa 800.000 euro. Per tutti coloro, per gli autobus, per i pullman turistici che arrivano e pernottano ad Agrigento o verranno a pranzo in un ristorante agrigentino, ci sarà uno sconto del 60%, quindi abbiamo pensato anche per i turisti che restano ad Agrigento e che lasciano anche qualche soldino ai nostri operatori Non turistici. pensa lei che ci sia già un aggravio, in quanto già i turisti pagano l'ingresso alla Valle dei Templi? Ma l'ingresso alla Valle dei Templi lo pagano per vedere la Valle dei Templi. I pullman che arrivano ad Agrigento hanno diritto anche di andare nella nostra città, non sporcare la nostra città, e come in tutti i luoghi turistici, mi riferisco a Tormina, a Viareggio, in tutti i luoghi turistici dovranno regolarmente pagare. Ripeto che questo è a favore dei nostri concittadini per evitare di fare pagare in più i nostri E agrigentini. sulla tassa di soggiorno che pensa? Sulla tassa di soggiorno noi ci stiamo lavorando, il Comune di Agrigento ci sta lavorando, credo che ci siano importi minimi, si parla di 1 euro, di 1,50 euro, che anche in questo caso il Comune introiterà 500-600 mila euro l'anno. Tutte queste somme serviranno per l'accoglienza, un'accoglienza migliore ai turisti che arrivano ad Agrigento, quindi per fare più bella la nostra città. E non capisco per quale motivo in altre parti dell'Italia si paga regolarmente, i turisti pagano regolarmente, ad Agrigento ci sono sempre polemiche.